Ben ritrovati dalla redazione. In serata ieri è stata registrata una forte scossa di terremoto con epicentro a 14 km da Posedarie nell'entroterra di Zara. Secondo i dati iniziali dell'MSC la magnitudo era 5,3 sulla scala Richter, tuttavia lo stesso servizio ha successivamente segnalato che la magnitudo era 4,6. A dare le prime notizie il giornale di Zagabria, Jutarnyi List, l'INGV e la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, OGS, hanno invece registrato una magnitudo di 4,9. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Udine un ventenne trovato in stato confusionale con diverse fratture agli arti inferiori su un marciapiede davanti ad una residence all'Ungaria di Viale Marconi a Grado. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe riferito di essere caduto da un'altezza di circa 8 metri, ma al momento dei fatti non ci sarebbero stati testimoni in grado di confermare l'accaduto. Sul posto l'elisoccorso con i tecnici del 118 che dopo averlo soccorso l'hanno caricato a bordo dell'elicottero e portato al pronto soccorso di Santa Maria della Misericordia. Non è in pericolo di vita. Ammonta complessivamente a 3 milioni di euro la cifra stanziata dalla Regione a favore della dotazione finanziaria del doppio bando approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale per la concessione di contributi diretti alle scuole comunali dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado e agli asili nido destinati all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche. Una misura importante che viene rinnovata e che risponde alle molte necessità manifestate sia dalle scuole comunali che dagli istituti paritari, sia dai nidi pubblici e privati accreditati ai sensi della legge regionale. Saranno ammesse anche le spese riferite ai costi di acquisto e allestimento di arredi e attrezzature sostenute dal 1 gennaio del 2024. Con 63 milioni di euro già investiti e circa 5 milioni di interventi in corso, Ater Pordenone si conferma un punto di riferimento nella riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico. Tra i lavori in fase di completamento spiccano 2 interventi ad Azzano Decimo che riguardano in tutto 12 alloggi, 4 di quali dell'Ater e 8 privati. Lo afferma l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo coperto su tutta la regione, al mattino probabili precipitazioni diffuse, in prevalenza deboli, moderate su Isontino, Carso e Trieste. Quota neve fra i 1000 e i 1200 metri, 700-800 metri sul Tarvisiano, dove però le precipitazioni saranno piuttosto scarse. Nel pomeriggio sera possibili residue deboli piogge sparse su Isontino, Carso e Trieste. Possibili foschie o nebbie sulla pianura e sul Carso. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 5 e 7 gradi, sulla costa fra 6 e 8, le massime ovunque fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.